4 dipendenti su 10 a rischio posto di lavoro alla Popolare di Vicenza, anzi no, forse. La parola licenziamento non piace al governo che attraverso il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta parla di altre strade, rassicurando i sindacati. La gestione di un processo di ristrutturazione sarà inevitabile, ma questa non deve prevedere licenziamenti. Nella legge di bilancio di dicembre il governo ha stanziato 600 milioni proprio per finanziare un fondo esuberi per evitare che le crisi bancarie si risolvano con un licenziamento del personale. No ai licenziamenti dunque, ma è inevitabile passare per le forche caudine della ristrutturazione, da leggere come riduzione del personale del 40%. Tra BPV e Veneto Banca si parla di circa 4.000 dipendenti. Ma come fare senza licenziare? Questo può essere fatto anche attraverso una ricollocazione del personale e attraverso proposte che anche ieri sono state annunciate. Un'altra possibilità è quella di una sorta di prepensionamento per oltre 2.000 persone. Loro dispongono di uno strumento che è un fondo finanziato dalla categoria e quindi è una formula di transizione verso la pensione, ma non è a carico dello Stato. Piccolo problemino però, gli ammortizzatori sociali non basterebbero per tutti e a rimanere fuori da questa soluzione sarebbero dalle 700 alle 1.000 persone. La strada è tracciata, no ai licenziamenti da un lato, si tratta con l'Europa dall'altro per il salvataggio delle due popolari venete.